Buongiorno, è la rassegna stampa di TG Plus del 19 luglio. Per oggi si parte dalla Nuova Venezia, andiamo sulla pagina veneziana. Mestre, giorno di violenze, 3 risse con accoltellati, 2 senegalesi feriti per un regolamento di conti, uno gravissimo è crollato a terra in via Olivi, giovane da incandescenze, barista costretto a difendersi con una mazza, siamo veramente al delirio anche qui. Nella fotonotizia invece c'è il divieto di ormeggio di balneazioni alle vignole, rivolta dei cittadini, il provveditorato dice forse abbiamo sbagliato, ci abbiamo ripensato, insomma si rifà la cosa, ma meno male, insomma, anche vediamo che anche la Nuova Venezia ne parla di questa cosa, come parla anche della tromba d'aria in Cadore, abeti crollati come birilli. Ieri sera arrivavano queste notizie. Porto Santa Margherita, zona balneare, vicino a Caorle, tubatura rotta in migliaia senza acqua e le strade sono allagate, sono un po' basse le strade lì, di conseguenza c'è anche quella possibilità. E visite ed esami, uno stipendio all'anno speso dai veneziani. Qui cominciano i problemi, ne abbiamo visti. Migranti, la prima tendopoli, scrive il Gazzettino, a Verona centro d'accoglienza pieno. L'esercito monta le strutture, dicono che sono provvisorie, poi saranno tolte, vedremo. Insomma, ecco il protocollo tra regione, prefetture, comune, soldi e obblighi per l'ospitalità. La fotonotizia anche del Gazzettino è per la bufera che devasta il Cadore, è sembrato come vaia, qualcuno ha detto, l'abbiamo visto anche noi. E un'altra notizia è quella del mercatino del rubato, dai cibi cosmetici un parco clienti con lista della spesa e i ladri al loro servizio. Insomma, prospera e accetta prenotazioni. Che cosa vi dobbiamo rubare? Loro partono e sanno già dove andare, quindi un po' attenti, insomma, se lasciate la casa vuota per le ferie. Dov'è Tomore? È la caduta in bici che spopola sul web, quel video che ha fatto un po' così rimbalzare i link e i click in questo periodo, in questi giorni passati. Il Corriere del Veneto, accoglienza diffusa, nuove regole, cosa c'è nel protocollo della discordia, cure, rimborsi, misure di sicurezza e responsabilità. In città il primo morto di caldo, sui monti, bufera che ricorda Vaia, sono le cose che partono anche dal Corriere del Veneto. A Padova una vittima, in Cadore e Comelico danni e devastazioni. Purtroppo questa ormai su tutti i giornali la troviamo. Ibra mi disse faccio gol e lo fece, la storia di Orsato, il numero 1 degli arbitri di calcio, che fischierà almeno un altro anno. Altre cose: incendio alla raffineria, il piano d'urgenza, ma quindi la prima pagina del Corriere del Veneto batte un po' di qua e di là per quanto riguarda le varie notizie che arrivano dalla regione. Notizie Plus di Venezia, le zanzare, prodotti antilarvali in distribuzione gratuita, e poi c'è la storia che arriva dalla regione del granchio blu, necessarie le misure più efficaci, ma altre notizie le trovate nelle pagine interne come sempre del nostro portale, dove trovate anche i video, i collegamenti a TG Plus e tutte le varie sezioni. È tutto.